prima roba da dire sull'inchiesta, che è un giornale tematico, no? Del 18 giugno, ho letto una roba che mi è piaciuta molto: senza avere riforme non basta ridurre il cuneo fiscale, eccetera, eccetera. Sempre su quell'articolo c'era scritto che tra il 2000 e il 2010 solo 2 paesi hanno fatto peggio della Repubblica Italiana, l'Haiti e Zimbabwe. Cioè la situazione è questa: noi siamo organizzati male. Non è che gli italiani sono tonti, sono organizzati male, e essendo organizzati male non riusciamo a far funzionare questo paese. Secondo noi quindi bisogna cambiare la Costituzione e organizzare in modo diverso il sistema paese. Prima di parlare di entrare nella vicenda del federalismo servono le premesse. Primo, enti territoriali. Quando comincio a parlare mi dicono: ah, Valerio, ma tu cosa faresti le regioni, le province, i comuni, le grandi... Calma, questo è un modo per organizzare il federalismo, ma spesso se ne parla senza sapere cos'è il federalismo. Quindi io stasera facciamo enti territoriali, così non perdiamo tempo, perché a me interessa proprio capire cosa c'è sotto. È ovvio che poi il federalismo è una cosa semplicissima, quindi è chiaro che la struttura è tre: i comuni, lo Stato centrale, che avrà pochissimi compiti, e in mezzo gli enti territoriali, chiamiamolo come volete. In Svizzera si chiamano cantoni, ecco, ma non siamo più a perdere tempo se sono comuni, province, regioni o che sono. Altra premessa, nel caso è chiaro che uno dice: no, federalismo non è che prendiamo la Costituzione del Canada o della Svizzera o della Germania e la fotocopiamo e la portiamo qua. L'Italia ha la sua storia, le sue tradizioni, eccetera, però cerchiamo di capire gli elementi fondamentali e poi cerchiamo, se mai riusciremo a fare una riforma federale, di adattarla alla nostra storia. Però certi punti sono punti fermi. Ecco, se il Padre Eterno, che è una persona piuttosto in gamba, domani mattina venisse giù in Italia, scrivesse la più bella Costituzione federale del mondo e la portasse in gazzetta ufficiale, non funzionerebbe. Perché il federalismo funziona se tu hai dei cittadini consapevoli, dei cittadini che non dicono: io sono per il mio è più bravo del tuo il l'altro non è l'altro del tuo, fanno il tifo. No, servono cittadini consapevoli che ragionino, ecco, perché tra l'altro fare informazione è una grande cosa, complimenti, fate benissimo. Chiamatemi quando volete, ve lo dico. L'ultima roba è il cosiddetto federalismo fiscale. Il federalismo fiscale non esiste. L'Italia, se fosse una repubblica federale, avrebbe un sistema fiscale e quel sistema fiscale sarebbe un sistema fiscale federale. Ma l'Italia non è una repubblica federale e quindi non può avere un sistema fiscale federale. Non c'è altro da dire. Quindi non mi voglio prendere in giro la gente. Però io vedo che tutti i giorni il federalismo si aprono dei domani, lunedì, alla scuola superiore c'è lo Stato di attuazione della riforma del federalismo. Sono tutte storie, purtroppo. Si confondono, si crea confusione e basta. L'Italia non è una repubblica federale, quindi l'Italia non ha e non può avere un sistema fiscale federale. Punto e basta. Tutto il resto crea solo confusione. Deve essere ben chiaro che il federalismo è possibile solo se c'è una Costituzione federale. Senza una Costituzione federale non si può e non si deve parlare di federalismo, se no si fa solamente confusione. Ecco, gli enti territoriali federati in un sistema federale sono sovrani a tutti gli effetti sul proprio territorio, con sovranità irrevocabili. E questo è il federalismo, le altre cose non c'entrano niente. E devono avere questi enti territoriali la capacità di resistere alla naturale, ovvia tendenza espansiva di potere centrale, ma essendo sovrani riescono a difendere la loro sovranità. E di questo che dobbiamo parlare, perché altrimenti si parla d'altro. Ecco, in questi giorni un amico, Oscar Giannino, che conoscete tutti, ha scritto, no? Che scrive: l'Italia ha difeso un sistema di decentramento cantonale, municipale e civico del modello svizzero. Ecco, no? Bisogna parlare di sovranità irrevocabile, non di decentramento. Se tu decentri vuol dire che c'è qualcuno che ha il potere, che volta sua ti lascia un po' di potere e fermo poi che magari te lo toglie quando vuole. È un'altra roba, questo è un sistema centrale, non c'entra niente con il federalismo, è tutta un'altra roba, no? E questo è fondamentale. Ci ho premesso, io ho stato almeno che voglio bene l'economia, per questo è ben chiaro. Però anche lui, come tanti, confonde il federalismo con un'altra roba. Il decentramento non c'entra niente con il federalismo, questo deve essere assolutamente chiaro.
L'articolo 3 è intitolato federalismo, cosa c'è scritto? I cantoni sono sovrani. Ecco, l'ho sottolineato 2 volte. Cioè, questa è una costruzione. Possono fare tutto quello che vogliono, meno quello che loro, i cittadini dei cantoni, delegano al centro. Ma sono loro che lo delegano. Ecco, questo deve essere chiaro. Altrimenti, un altro esempio, articolo 191b della Costituzione svizzera, autorità giudiziaria dei cantoni. I cantoni fanno le loro autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto civile, pubblico, nonché le cause penali. Questo tanto per dire, però questo come risultato in Svizzera ha un problema civile quando dura tanto, dura 4 mesi, 5. Perché? Perché siccome i cantoni che sono sovrani fanno le loro autorità giudiziarie, che cosa succede? Succede che c'è concorrenza. La concorrenza genera sempre efficienza. Questo è il bello del federalismo, capite? La concorrenza genera efficienza, non ci sono santi. E per qualcuno storta il naso, no, pagare le concorrenza è una parolaccia. No, tu assieme devi ricercare. Cioè, tu cantone A fai in un modo, lui cantone B fa in un altro, lui in un altro, qualcuno farà meglio, no? Allora io copio da lui e poi cerco di fare meglio di lui. La concorrenza è questa. È chiaro che nella Repubblica Sovietica Italiana questo non esiste, perché tutto il potere è lì, e quindi non hai concorrenza, e quindi non hai efficienza, e quindi muore di fame, nessuno investe qui, la gente scappa. Ecco, la gente scappa. Questo 2 parole proprio per dire perché, secondo noi plurale, per la questione, è importante fare in fretta questa riforma. Noi siamo in bancarotta, non in bancarotta. 20 anni fa eravamo in bancarotta, semplice. Quando ero ministro di bilancio ho detto, siamo in bancarotta, ragazzi. Oggi siamo in bancarotta fraudolenta. Fraudolenta vuol dire che io chiedo i soldi sapendo che non li potrò mai restituire, a meno che qualcuno non mi versi i soldi per restituire. L'unica roba giusta è detto prima ieri al Napolitano. Siamo in bancarotta fraudolenta, ma è una roba giusta. Poi ha detto non dobbiamo fallire, per fallire non dobbiamo pagare il debito pubblico, quindi per non fallire falliamo, no? Però questo è un altro discorso. Però noi siamo in bancarotta fraudolenta, è necessario cambiare le procedure, l'organizzazione del sistema paese, però bisogna preparare culturalmente questo cambiamento. Ecco, ancora si torna su fare informazioni, no? Si possono fare tante cose utili, 1000 cose utili, ma se non cambiamo l'organizzazione del sistema paese, secondo me è tutto inutile. 2 parole proprio per i numeri, per vedere come siamo conciati, no? Quello della sera 15 dicembre 2012 è stato il giorno che il debito pubblico ha superato i 2000 miliardi, no? Quindi questo era quello della sera, dividendo 2000 miliardi eccetera per 1 abitanti viene fuori 33.000 euro a testa. Ecco, il punto è magari, non è mica vero sotto cielo, magari fosse solo quello il debito che stiamo trasferendo dai nostri figli. Quello della sera, sabato 8 giugno, un mese fa, il piano dei tagli e quei debiti fuori bilancio dei ministeri, e che nel momento è già si scrive a quanto montano veramente i debiti fuori bilancio non lo sa nessuno. Ma questo è meno, no? Qui Giavazzi parlava di 100 miliardi di euro, ma questo è solamente il meno. 20 maggio, per esempio su quello della sera, la commissione che dice, ma qui è solo per dire ci viene da ridere, no? Dicono la liquidazione del debito, se paghiamo il debito, si rifletterebbe in un corrispondente aumento del debito. Cioè, come dire, tu dei debiti, se paghi il debito, aumentano i debiti, ma siamo matti. Cioè, questa è la conferma che nel debito pubblico non hai tutti i debiti. È evidente, no? Cioè, i debiti verso le imprese non sai quanti sono e non sono nel debito pubblico. Cioè, questo per dire nulla, no? Ma c'è di peggio. Questo mi ricordo quando ero lì, senatore nel 92, le famose spese sotto la linea. Mi danno la finanziaria e vedo che c'erano le spese sotto la linea. Chiedo, ma no, cosa sono le spese sotto la linea? Sono le spese sotto la linea, si chiamano così perché sono sotto la linea di visibilità, così non si vedono. Questo è stato uno dei miei primi approcci con la politica, no? Ho citato Monocchio che è un bravissimo, Monocchio è stato veramente appuntellato e salvato tante cose. Ma adesso andiamo sul grosso del problema. Voi sapete che le pensioni sono a ripartizione, no? Ecco, suo figlio che ha 19 anni, quando comincia a lavorare, versa i contributi sociali, crede di versare per la sua pensione, ma non è vero. Con quei soldi paghi la pensione di quelli che sono in pensione. E dopo aver lavorato tutta la vita, puoi solo accendere un cielo alla Madonna e pagare che qualcuno lavori e ti paghi la pensione. Mentre invece le pensioni dovrebbero essere
versi i soldi, sono soldi tuoi, sono lì e vai in pensione quando vuoi tu. Ecco, però il problema qual è? Sole 24 ore il super debito pensionistico vale 2 volte il debito pubblico. Cioè il valore attuale del debito, cioè uno che è in pensione oggi, che ha versato i contributi sociali tutta la vita, finché campa non versa più niente e finché campa incassa la pensione. Quindi lui è un credito. E se lui è un credito qualcuno è un credito, no? Ecco, Sole 24 ore un paio di anni fa mi ha parlato. Repubblica del 9 luglio di qualche anno fa, Modigliani, dove purtroppo è morto, però era un premio Nobel, ha fatto anche lui lo stesso calcolo, il valore attuale del debito pensionistico, quindi c'è anche scritto, ha ripreso una vecchia teoria di Pagliarini. Io che per campare controllavo i bilanci, vado a Roma, c'è il valore attuale del debito pensionistico, ma siamo matti. Questa applicando l'algoritmo del Sole 24 ore, che è una formula lunga così, viene fuori che al 31 dicembre 2011 il valore attuale del debito per le pensioni è di 3.700 miliardi di euro, che va a sommarsi al debito pubblico del 2.000 miliardi, quindi fa 5.000 euro. Questo solo per dire, no? Quando ho detto queste robe qua, qualcuno ha detto non possiamo chiamarlo debito pubblico, chiamatelo come volete, sono spese che sosteniamo adesso non per le nostre imprese e sono soldi, debiti che trasferiamo alle generazioni future. Nel 94, quando un ministro ha fatto approvare questo principio dall'OCSE, 3 giorni e 3 notti di lotte a Parigi, però io poi volevo che cambiassero i parametri di Maastricht, invece non fare il nato e compagnia bella, no? Cioè a proposito della politica europea egoista e suicida, perché questo se qualcuno interessa poi lo mando è quando l'OCSE ha detto che il debito pensionistico è a tutti gli effetti il debito degli Stati, che però non è il debito pubblico degli Stati, no? Quindi i numeri sono questi, miliardi di euro marzo 2013, abbiamo il debito finanziario, quota CCT, abbiamo il valore attuale del debito pensionistico, scontato, attualizzato, e poi abbiamo la somma. Cosa viene fuori? 2.000 miliardi di debito pubblico, 3.700 valore attuale del debito pensionistico, totale 5.700, quindi 60 milioni di abitanti fra 95.000 euro che trasferiamo. Cioè il problema è, insomma, questo è il taglio, siamo in banca non ci sono